Un altro romanzo qui, mio, è Il mistero del poeta. E qui invece c'è una tensione vera tra erotismo e fede. C'è un punto dove il protagonista dice quella sera io venni portato da una tempesta dei sensi verso un'amica sposata. Ella mi respinse e mi disse che dovevo allontanarmi, che mi dovevo distrarre, che dovevo viaggiare e non pensare più a lei. E io l'avrei fatto se non si fosse improvvisamente svegliata la gelosia del marito. Io non so per quale spirito di ribellione, per quale perverso istinto, quando vi fu un ostacolo, quando vi fu un pericolo, quando un'altra persona venne a soffrirne amaramente, la nostra passione divenne incontrollabile. Il senso del peccato aumentava la nostra eccitazione. Tanta eccitazione. E io sapevo per parte mia che stavo scendendo verso l'abisso dei sensi che mi toglieva il pensiero. Alle volte mi arrestavo con orrore, mi promettevo di resistere. Tutto ciò andava contro la mia fede. Poi non avevo la forza di astenermi dal vederla. E Signore, quando ero con lei, la sua bellezza e il suo turbamento mi toglievano la mente. Io penso lei sola, io vedo lei sola, respiro lei sola, ovunque presente, nel cielo, nell'ombra, nell'aria fuggente. Io sento il suo cuore che batte, e le voci sue rotte che dicono: vieni, io cedo, vieni.